in piazza Casapia nel mercatino biologico l'ingegnere Gemelli che ha costruito questo bellissimo impianto dove dimostra con un semplice pannello solare come si può fare funzionare un motorino per spostare e innalzare l'acqua. Allora, parliamo un po' di questa situazione del sole e del nucleare in Sicilia. Sì, noi abbiamo questa situazione per quanto riguarda il conflitto che c'è attualmente fra lo sfruttamento dell'energia solare e il nucleare. Noi insomma, pensiamo che il futuro dell'energia ormai è nel solare, il quale relativamente al nucleare non solo ha un costo ormai riduttivo, ma praticamente non dà luogo è un'energia veramente pulita, non dà luogo... Vedete, noi ci spostiamo dall'ombra e si ferma il motorino, appena qualcuno passa funziona subito, il sole fa funzionare subito il motorino, quindi un'energia veramente... È un'energia pulita che non ha bisogno di essere alimentata da combustibili. Che abbonda, in Sicilia abbonda 300 giorni all'anno, non abbiamo bisogno di centrali nucleari qua. Esatto. Si parla, ma sono soltanto voci, per quanto riguarda la Fiat di Termini Imerese, di sostituirla con un impianto nucleare, ma sono soltanto voci, non sappiamo quanto siano fondate. Comunque la Sicilia, l'Enel sta costruendo un grosso elettrodotto che parte da Milazzo e si collega con la Calabria per alimentare la Terna sta costruendo l'impianto di trasporto dell'energia elettrica dalla Sicilia al continente e poi finisce nel triangolo industriale dove hanno un bilancio negativo di energia di 40 miliardi di kilowatt all'anno, quindi noi andiamo a rimpinguare il disavanzo negativo del triangolo industriale. E se becchiamo tutto l'inquinamento prodotto... La Sicilia produce 5 miliardi di kilowatt in più, la Calabria ne produce 7 miliardi di kilowatt in più, ben 12 miliardi finiscono nel triangolo industriale. Nonostante questo vogliono andare a fare un'altra centrale nucleare, una cosa folle. Non sarà più. Ah, scusate, lei è un'intervista? È un'altra dimostrazione che quando si mette qualcuno davanti e invece col sole riparte subito immediatamente. Allora, continuiamo. In effetti ci sarebbe già da fare, le linee all'interno della Sicilia non è che funzionano tanto bene, quindi loro preferiscono spendere i soldi per contribuire a fornire energia al continente piuttosto che... Ora, siccome già la Sicilia produce energia in abbondanza, quasi il 10% in più circa, quel numero che date. Forse 50, sì, sì, ormai siamo a livelli... Siamo a un 10% oltre le necessità. Sì. Quindi questo cosa fa supporre questo impianto che appunto che si vogliono installare nuovi centrali. Se non saranno nucleari probabilmente saranno termiche, ma la cosa è ancora peggio. Sempre inquinanti. Sempre inquinanti. I depositi di queste scorie a Pasquasia, ecco, questo è un problema anche di fornimento delle centrali, è un altro problema. E quindi rischia siamo su un'isola, non è facile. Che portino anche da altri posti che portano scorie nucleari da seppellire. Certo. Quindi la Sicilia potrebbe diventare la tomba nucleare praticamente. E tutto questo appunto mentre noi abbiamo solo abbondante, non ci sarebbe bisogno di una politica basata intelligente, potrebbe invece non togliere risorse al solare per darle a un nucleare, il quale si può dimostrare, perché questo lo dimostrano solo i numeri, perché le parole non dicono niente. Ma se si guardano i numeri si vede che il nucleare, forse il solare è più competitivo del nucleare, perché il nucleare ha bisogno, una centrale nucleare, io ho fatto il conto che 10 centrali nucleari ne hanno bisogno 3 per alimentare, 3 centrali tradizionali o termiche, per alimentare le fabbriche di uranio. Perché c'è tutto un discorso del spreco di energia che è poi energia termica, quindi energia di combustibili fossili, per alimentare le macchine che producono, arricchiscono l'uranio. Tanto deve estrarre, macinare, da tonnellate se ne estraggono qualche chilo, poi bisogna raffinarlo, insomma c'è tutto un processo che sta facendo appunto il discorso dell'Iran.
per cui insomma si sa cosa si può fare centrale o fare bombe atomiche. Però c'è tutto questo processo che assorbe una quantità di energia ed è energia fossile, energia di combustibili fossili, quindi se si sottrae ancora, oltre i costi di fabbricazione della centrale, di realizzazione della centrale, quindi oltre questi costi, ci sono poi i costi di gestione, poi ci sono anche i costi per procurare il combustibile, fra virgolette, perché non è poi un combustibile, comunque procurare l'uranio per far funzionare queste centrali. Se si mette in conto tutto questo, cosa che normalmente non si fa, perché si suppone che la centrale sia fatta e che poi la produzione diciamo, ha un costo al kilowattora minore del solare. Però se si mettono in conto tutto, ci si accorge che questo è un falso. La centrale solare insomma è conveniente. Va bene, grazie ingegnere.